Ok, allora vi faccio vedere questa apertura D4, allievo, i miei, i miei formaggi. Ok, è sia su la fai ignorante, no, la faccio per rompervi e voi dovete fare lo stesso però. Cioè io la farò per distruggervi e voi la dovete fare per distruggere me. Attenzione, eh. Allora, ora, sia che giocano cavallo F6, sia che giocano D5, potete andare di cavallo C3, che minaccia di fare 4. E su D5 alfiere F4. L'idea qui sottile è quella di fare cavallo B5. Dice tanto sottile, non è abbastanza banale, però funziona. Dipende cosa gioca. Può fare 6, può fare C6, può fare alfiere F5, può fare G6. Ci sono diverse linee. Può fare A6, può fare C5. Però questa è interessante e non è troppo difficile da giocare. Ad esempio, se fai 6 e quindi non sviluppa l'alfiere, se sviluppa l'alfiere F3, se non sviluppa l'alfiere cavallo B5, minacciando proprio doppio. E se metti a 6 giochi tipo E3 e ti sviluppi simile a un London System. Ok? Grande Alexander Fra. Fra. Ok, cavallo A6, perché lui deve parare in qualche modo, no? Comunque è un Italia-Francia questo. Ok, tolgo il cavallo e sto minacciando di prendere qua. E di doppiare i pedoni. Lui per ora sta giocando molto teorico. Dipende dalla posizione. Io la cosa che dico è che le domande scacchistiche di solito, anzi, la risposta è sempre dipende. Dipende dalla posizione. In generale ti dico alfieri in medio gioco, cavalli nel finale. Qui ad esempio la mia doppiatura è buona perché ho un centro molto forte, gioco cavalli 5 ed è tutto bello sostenuto. Ho il dubbio che questo qui... Non lo so, cioè mi sembra... Sta giocando parecchio bene l'apertura, non è così facile che la giochino bene. Perché non è un'apertura molto conosciuta. Comunque, Lorenzo, ti è piaciuta questa apertura? Che ne pensi? Ok. Io sto provando ad attaccare nel mentre. Forse però prima devo fare il fiore di 3, vabbè.
In panico faccio cavolate. Il CM Alex Merkel insegna se c'è un trucco puoi fare tutto. Se c'è blocco mangia il ciuccio. Vabbè, Alex è un simpaticone. È molto simpatico. Grande PSM Maria Laura. È bello, però il mio problema è capire cosa faccio fare. Tu devi fare un piano. Devi fare un piano in base alla valutazione della posizione. Questo è quello che devi provare a fare. Perché se fai il piano all'inizio e vedi cosa vuoi fare, è tutto più facile. Comunque ragazzi, in realtà forse la simultanea la faccio dopo perché mi sto sentendo un po' stanco. Mm, questi sono gli effetti del virus. Qua perché non stai arroccando? Perché volevo un attimo volevo un attimo migliorare, cioè avevo un'altra idea, non sapevo dove arroccare. Ora credo che arroccherò lungo e poi faccio H5. Mi sa che faccio qualcosa del genere. No, non me la reggo una simultanea per ora, ragazzi, scusate. Può essere dopo, Ho 900 punti, ma non sono mai arrivato a 1000. Ma voi dopo ci sareste? Zoccolo duro. Rispondete. Ma GMFP sei ancora qua? Io non ti sto sentendo. Oggi non ti sto leggendo. Mi preoccupo, lo sai. Eh. Sto minacciando questa, donna H6, donna G6 H6. Perché ora? Non lo so, voi che orario mi consigliate? Tanto sono qua, quindi in serata ditemi voi quando. Se alle 6, in realtà c'è la... No, c'è l'Inter. C'è l'Inter, quindi dopo cena? Tanto... Però, cioè, penso che uscirete voi, suppongo. Lo spero per voi. Ok, ora mi allacco. You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Oh, 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 oh. Vilo Diego ha sempre la vera risposta pronta. Non lo so, consigliatemi un orario. Se facessi F5 ora. F5 e poi cavallo G3. Ok. Allora, qual è l'idea di F5? L'idea di F5 è quella di fare H6 e evitare G6.
Siccome posso andare a giocare cavallo G... Ah, ma c'è alfiere per F5. Ah, niente, sono... Mi sto rimbambendo. Mi sto rimbambendo. La partita del motore. Ci sta alle 8:20, ma c'è la partita. L'intervallo. Dura un'oretta e mezza la simultanea. Ma forse è per questo sta pensando così. Ah no, dai, non sta facendo le migliori allora. Cioè, non... No, non credo proprio. Penso mi stai dicendo una cazzatella. Senza alfieri dura. Ma no, in realtà in questa posizione dipende dalla posizione, Lorenzo. Non assolutizzare. Negli scacchi, te l'ho detto, non c'è l'assoluti. Ma la partita? Vediamo un attimo. Nico, tu che ora mi consigli di fare? Comunque sì, GMFP è uscito, solo un Bravo! Mi alzo. Bravo, esatto, solo un sit vivo di assoluti. 3XXM SM XX3 4. Non so se ci sarà dopo cena, no, ma giustamente. Buon salve a te. È una città Star Wars. Esatto, esatto. Ma anch'io sono milanista. Anch'io sono milanista. Buona live a tutti. Grazie Noemi. Può essere la faccia dopo, stai allerta. Ehm, sì, anch'io sono milanista, infatti devo gufare. Ok. Ok, ok, ok. Nel mentre minaccia H6. Diciamo la posizione sembra buona. Non sembra male. Mm, Però non ho giocato bene, diciamo che appunto ci sono alcuni punti interessanti della partita. Però potevo attaccare meglio. Devo fare prima il file di 3, forse prima arroccarmi lungo. Non lo so. Però come ho giocato non mi fa impazzire. Sì, sì, lo so. Ma infatti secondo me... Mm, se per F5 mangio in C6. Minchia. Minchia. C'è torre C8. Mm, c'è torre C8. Vabbè, allora faccio H6 prima. Ho qualche dubbio che comunque qualche aiutino ce l'abbia, perché sta giocando molto meglio. 1-0, vado anche io, dai. Ciao, ciao, ciao Nico. Su vigore, minchia di immobile. Mangia l'alfiere. Ora ci deve essere Ma questo pedone perché? Perché glielo do e può causargli problemi.
Però lui qui è stato preciso. Allora, secondo me questo qua, ragazzi, non è perché sto perdendo, cioè, forse sto perdendo, diciamo. Ma non è per questo motivo. Insomma, secondo me l'aiutino ce l'ha. Mi sembra troppo forte per il suelo. Ehm, Però io non ho giocato bene. Non sto giocando bene. Devo andare un po' più a... Ma solo le migliori? Ma davvero? Cioè, non mi stai trollando. Io a sto punto spero di vincerla per il tempo sta partita. No, no. Ma non lo so, pensa troppo. Pensa troppo per essere cioè, per avere il mio livello. Pensa troppo. Questo è il discorso, capito? Pensa anche su mosse, non dico uniche quasi. C'è quella, minchia. T4. Ok, secondo me lo scopriremo ora. Se ora continua a giocare bene, vuol dire forse sta facendo la speedrun. Oppure... mm, ok. Si è capito. Una mossa da solo. E... e non ha capito più niente questo. Tre errori gravi. Comunque io ve l'ho detto, ho giocato male, E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!